in collaborazione con Oggi vi parliamo quindi della filiera del suino biologico e partiamo da qua, da San Giovanni del Dosso, territorio mantovano, e questo è lo stabilimento Pedrazzoli, che è l'azienda che entra a pieno titolo in questo grande progetto di produzione del suino biologico. Partiremo quindi dal campo dove vengono prodotti i cereali che sono necessari per alimentare gli animali, e parleremo anche degli allevamenti. Però partiamo da qua, partiamo da questo stabilimento dove è in corso la trasformazione e dove andiamo a incontrare questi attori della filiera. Dalla terra nasce il buon cibo, cibo che è strettamente alleato della convivialità, e da questo binomio si guarda con più gioia in questa fase di graduali riaperture, e peraltro è uno degli obiettivi del progetto europeo Enjoy the Future, che promuove il valore di 3 prodotti di punta della salumeria italiana tutelata, in particolare mortadella di Bologna IGP, salamini alla cacciatora DOP e cotechino di Modena IGP. Ad interpretarli saranno per noi 3 chef di eccellenza. Oggi parliamo quindi della filiera del suino biologico. Ci troviamo a San Giovanni del Dosso, come vi dicevo, ed è un territorio mantovano a pochi passi dal modenese. Questo è lo stabilimento Pedrazzoli, è una parte importante di questo progetto. Andiamo a incontrare gli attori della filiera che sono già in stabilimento. Bene, parte da qua questo nostro racconto di progetto di filiera, e ne parliamo con chi? Con gli attori, no, di questa filiera. Sono in compagnia di Marco Pirani, presidente di Progeo, ed Elisa Pedrazzoli, che fa parte di questo grande progetto e partner appunto di questo progetto di filiera. Iniziamo subito intanto a raccontare in che cosa consiste questo progetto che vuole, diciamo così, portare a sintesi il lavoro dei produttori e dei trasformatori a questo punto. Sì, come cooperativa noi nasciamo per collegare appunto la produzione agricola alla trasformazione industriale, nel nostro caso, che è fatta di farine ed è fatta di mangimi. E poi il settore non finisce lì, è chiaro che i mangimi noi li produciamo traguardando già il loro destino, che sia produzione di latte per parmigiano reggiano, che sia produzione di carne per la salumeria, in particolare la salumeria e i prodotti d'eccellenza del nostro territorio. Questa è un po' la missione della cooperativa. Di per sé nasce proprio per organizzare delle filiere di produzione che permettono di valorizzare i prodotti. Valorizzare i prodotti sempre di più vuol dire avere prodotti eccellenti, buoni, a posto, questa è la condizione fondamentale, ma sempre di più vuol dire origine, vuol dire come vengono fatti, come vengono separati, vuol dire tutto quello che c'è attorno al prodotto, sia nel prima del prodotto, come viene fatto, come viene progettato, sia nella fabbricazione, sia anche nel dopo. E ovviamente questa cosa la puoi fare con dei partner con cui collabori, perché tu puoi fare il prodotto di grande qualità, ma se dopo non hai il salumificio che ti segue e la sua rete commerciale che a sua volta è in grado di valorizzare quel prodotto, è chiaro che il meccanismo si ferma ed è difficile poi trovare la redditività economica e quella sostenibilità economica che a volte è un po' trascurata, ma non conta meno della sostenibilità ambientale, che serve perché tutti gli attori della filiera abbiano un loro tornaconto. Allora, Presidente, tutti gli attori della filiera, mi riferisco e faccio riferimento a questo concetto, e sostenibilità. Quindi la materia prima parte dal campo, che vuol dire il cereale, no? Il prodotto che serve poi per alimentare gli animali, che poi diventano insomma questi splendidi diciamo salami, prosciutti, coppe che vediamo alle nostre spalle. Una sostenibilità quindi che deve essere anche tracciata, no? Quindi l'agricoltore coltiva, viene fatta una
produzione di mangimi anche, no? Che vengono e vanno ad alimentare, e vedremo insomma nel corso di questa puntata come si sviluppa questa filiera. Questo nel concetto e nella filosofia della politica agricola comunitaria che prevede che si accorci sempre di più la filiera e che ci sia sempre un aspetto rivolto al consumatore, che deve nutrirsi di prodotti sani, possibilmente certificati e che abbiano una diciamo, provenienza che sia anche in questo caso certificata. In realtà la nuova normativa comunitaria che tutti abbiamo all'attenzione, il Farm to Fork, il Green Deal europeo, eccetera. Questi anglicismi che ormai sono all'ordine del giorno. Diciamo che sono tutti i canali verdi della nuova politica comunitaria e in realtà non sono novità, cioè è da tempo che i consumatori in primis, in tutte le indagini che vengono fatte sui consumatori, sulle attitudini di consumo, segnalano che loro vogliono prodotti più sani, più sicuri, che sanno dove vengono, che sono tracciati, con meno chimica, con meno altri prodotti, meno antibiotici, meno medicinali. È noto da tempo, anzi loro dicono che sono disponibili a premiare questi prodotti. Poi è chiaro che il consumatore delle volte ha qualche incoerenza, cioè quando al carrello della spesa si dimentica quello che ha detto al questionario il giorno prima, perché a volte è preso dalla politica di prezzo, ma è una tendenza chiara ed è normale che i governi e la comunità europea, che sono fatti di parlamentari eletti da quei consumatori, abbiano impostato una politica di questo genere. Quindi adesso c'è una sostanziale concordanza nella richiesta che viene fatta al settore primario. E secondo me noi dobbiamo sfruttarla. Credo che per le cose che ho detto prima, per la tradizione che ha la nostra azienda, con i partner che abbiamo le condizioni per sfruttarlo, questo tipo di opportunità. Certo con tutte le cautele, non saremo pronti dall'oggi al domani a convertire al biologico, a ridurre le fertilizzazioni, a ridurre i fitosanitari più di quello che abbiamo già fatto, quindi ci vogliono delle delle attitudini e delle mediazioni nell'inserimento di questi prodotti, però secondo me è una grande possibilità che abbiamo. Ovviamente per farla ci vuole appunto la programmazione delle produzioni, dei contratti di coltivazione che regolano il contatto fra l'agricoltore che produce i cereali, noi che lo ritiriamo, il mangimificio, il mulino in questo caso che lo trasforma, il mangime quando è fatto che viene inserito in una filiera che serve con determinate caratteristiche ad alimentare degli animali che hanno un determinato fine, salumeria piuttosto che maiale da macelleria o latte o parmigiano reggiano o latte a consumo alimentare. Sono diverse le tipologie, diversi i prodotti che puoi fare. Questa secondo me è un'opportunità molto forte per il nostro paese e per il nostro settore. Questa è una filiera che è partita, è già operativa, ce ne sono altre, Presidente, che sono in corso di esecuzione o comunque sono nel futuro, si prevede di fare qualcosa in più? Noi ne abbiamo diverse altre che vanno partite da tempo, adesso se penso nei cereali, il grano duro, alta qualità, i contratti che abbiamo con Barilla, siamo partner del progetto Barilla invece sul grano tenero che si chiama Mulino Bianco, ma siamo con Galbusera, quindi altre aziende che hanno tipologie di prodotti appunto con determinate caratteristiche, penso agli alimenti per l'alimentazione dei bambini ad esempio. Nella parte invece zootecnica, vabbè, il parmigiano reggiano che è una filiera per definizione ovviamente, grana padano, il Trentin grana, tutti i prodotti DOP della industria casearia, ma anche il latte, stiamo facendo dei capitolati per il latte fieno, il latte biologico, perché poi c'è tutto il versante del biologico dove questo tipo di mentalità è stato probabilmente portato al massimo livello, perché nel biologico per l'appunto la certificazione di tutto il processo e delle modalità in cui viene realizzato il processo sono fondamentali per ottenere le certificazioni e la valorizzazione del prodotto. Noi siamo partiti da qua, però insomma la filiera è molto lunga, adesso ci occuperemo anche di tutte le fasi della lavorazione. Ecco Presidente, adesso magari cedo la parola ad Elisa perché voglio farmi raccontare in poche parole innanzitutto dove siamo, e l'abbiamo già anticipato, cosa c'è qua dentro e quali sono le caratteristiche di questa chiamiamola cantina, ma è stabilimento dove si stagionano i prodotti. Allora Elisa, quanti metri siamo sotto la linea di terra qua? Allora, qua siamo sotto 5 metri sotto il livello del mare, diciamo. Quindi proprio siamo, sì. Potremmo essere sommersi se non ci fossero particolari accorgimenti. Esatto, sì, qui è una cantina che è stata costruita appositamente per tenere prodotti a lunga stagionatura, quindi
ci sono gli impianti, ma li facciamo funzionare solo in caso di necessità. Quindi qua è un fresco naturale. Sì, sì. Beh, c'è ogni ben di Dio qua dentro. Sì, diciamo partiamo dai salami. Vedo di tutto, vedo. Guarda, questi salami qua sono salami fatti come una volta, cioè quindi con tutto il maiale dentro, sono stagionati senza l'utilizzo di starter, di microrganismi dentro, quindi senza zuccheri, senza niente, completamente naturali, una fermentazione selvaggia, si dice così. Oppure abbiamo la salamina da sugo, che è un altro prodotto molto particolare, un prodotto di nicchia che sta scomparendo dal territorio ed è un prodotto che stagiona dai 10 ai 12 mesi. Su una lunga stagionatura. Sì, tutti questi prodotti sì. Bene, noi adesso ci fermiamo qua, ma comunque continuiamo questo nostro percorso nella filiera perché ci sono tante tappe che affronteremo.